Carissimi, ben ritornati con noi, siamo a venerdì e quindi gli ospiti nostri dello SPI-CGIL per supportarci ad approfondire alcuni temi importanti. Allora, Rosanna Bettella, ben ritornata qui con noi, della segreteria regionale dello SPI-CGIL del Veneto, Daniele Tronco, segretaria organizzativa, grazie anche a lei. Allora, ci sono un po' di questioni sulle quali ci avete sollecitato anche voi, perché giustamente avete detto, beh, nuovo governo, ci sono già degli input di un certo tipo, si parla di rivedere la legge Fornero e di conseguenza sulle pensioni diciamo un po' possono essere delle novità interessanti. Chiedete al sindacato, noi lo chiediamo anche se sono già intervenuti i nostri ospiti, però adesso le cose cominciano ad essere un po' più concrete, anche perché poi ci sono interventi che potrebbero riguardare il sociale, insomma diversi aspetti. Poi c'è la questione della 14ª, che è un po' il titolo della nostra trasmissione, quando arriva, chi arriva, come fare, eccetera, quindi grande attenzione, e varie ed eventuali, perché poi tante cose ci sono ancora da dire. La prima possiamo annunciarla, Daniele Tronco, che come risultato in Veneto della CGIL. Sì, è freschissima. Sì, la CGIL in Veneto è la prima organizzazione sindacale di rappresentanza. Diciamo che questo è un dato che noi abbiamo consolidato nei giorni scorsi. Siamo l'organizzazione sindacale che ha, diciamo, il maggior numero di iscritti. Una bella soddisfazione, dai. Sì, diciamo che c'è anche tutto il tema della certificazione degli iscritti, perché noi ci teniamo a rendere molto trasparente e molto anche perché i nostri iscritti, come sapete, si iscrivono attraverso una delega che è registrata e soprattutto poi lo SPI, dove le nostre deleghe sono registrate dall'INPS stesso e quindi che ci certifica, diciamo, il dato dei nostri. Noi abbiamo circa 212.000 deleghe come SPI, che è circa la metà dell'intera platea degli iscritti della CGIL, e 198.000 codici fiscali, quindi quasi 200.000 codici fiscali unici che ci vengono registrati dallo SPI. Quindi è una buona è un buon risultato e è un trend tra l'altro in crescita, perché noi ogni anno facciamo circa dai 12 ai 14.000 nuovi iscritti come SPI del Veneto, ogni anno. È tanto. E iscritti che non vengono dal sindacato, magari nello SPI, quindi ex novo ci sono? Sì, brevemente i dati sono questi, così li riassumo per i telespettatori. Noi abbiamo circa 8.000 decessi l'anno allo SPI, circa 3-4.000 disdette dall'organizzazione e, ho detto prima, 12, 13, 14.000 nuovi iscritti. Tra questi nuovi iscritti, nuove deleghe che facciamo, il 30%, 40% viene dal mondo già dell'iscritto della CGIL. Il 50%, 60% viene dal mondo del lavoro dipendente, ma noi abbiamo una quota che varia poi di anno in anno, che vengono dagli artigiani, dai commercianti, dai liberi professionisti, che si iscrivono allo SPI perché li rappresenta nel momento in cui vanno in pensione. Quindi siamo un'organizzazione, noi ci definiamo un'organizzazione confederale a tutti gli effetti, perché abbiamo una gamma di rappresentanza che va anche oltre il mondo del lavoro dipendente. Stabilmente poi noi questa cosa la possiamo, ripeto, certificare, perché ci viene certificata abbiamo anche una piccola quota di iscritti che non sono, diciamo, che non hanno una delega verso l'INPS, ma che invece hanno deleghe brevi mano che facciamo direttamente, però tradizionalmente in Veneto è di piccola entità, insomma circa l'1%. Giusto per rinverdire certi concetti che noi ormai diamo tanto per scontati, poi giustamente ci sono persone che fanno lo zapping, si fermano, ci hanno a sentire e poi fanno la domanda più ovvia di tutte le domande. Domandissima. Una persona che non è iscritta al sindacato dello SPI CGIL, sì, quindi è anziano, però dice mi incuriosisce quello che fate, che ogni tanto dite, o il controllo della pensione.
che cosa ho iscrivendomi allo SPI-CGIL d'Amblè come pensionato? Beh, intanto ha la possibilità di accedere a tutto il sistema dei servizi confederali. Cioè cosa sono? Cioè, per esempio le dichiarazioni dei redditi, per esempio la verifica, la certificazione presso le attività previdenziali, che è poi il nostro diciamo interesse maggiore, che svolgiamo o noi direttamente come SPI, cioè se un nostro iscritto viene nelle nostre sedie o un cittadino che ha un problema di natura previdenziale viene presso le nostre sedi, noi gli facciamo una consulenza, gli controlliamo la pensione, gli controlliamo la cosa che andrebbe fatta comunque. Sì, perché tra l'altro abbiamo visto anche adesso scorrere una diapositiva. Magari se la rimettiamo in onda dalla regia, quella bella gialla. Il 30% delle persone che controlliamo, che vengono presso i nostri uffici, il 30% ha da piccole somme a risorse anche molto importanti, dei cosiddetti diritti nascosti che noi contribuiamo a farli riconoscere poi dall'INPS. Cioè noi abbiamo per esempio gli assegni familiari per gli ultra ottantenni, abbiamo delle persone che per esempio non sanno che se anche sono da sole, se hanno dei limiti di reddito previsti, hanno diritto all'assegno familiare, e questa cosa gli deve essere garantita e riconosciuta. Adesso questo è un esempio, insomma ce ne sono molti altri. Quindi quando viene prima di tutto a questo sistema, poi abbiamo un sistema più ampio, più largo, che per esempio ha il controllo degli affitti con il SUNIA, per esempio, tutta la parte riguardante l'abitazione, sono tutte strutture convenzionate o di emanazione CGIL, la Federconsumatori su tutto il tema del consumo, della tutela del consumo, del tempo libero, delle pratiche sociali tipo l'Auser, tipo... che sono quindi correlate allo SPI queste qui? Sono tutte... chi un modo, chi un altro, sono tutte organizzazioni che hanno, diciamo, che hanno o il contributo diretto da parte dello SPI e della CGIL e che fanno parte, diciamo, di una sfera di azioni, di organizzazioni con le quali collaboriamo o sono anche di diretta emanazione della CGIL e dello SPI, come l'Auser. L'università della terza età, per intenderci, certo, quindi tempo libero e non soltanto tutte pratiche che si possono espletare, controlli, verifiche, tutto. Può essere una risposta molto interessante e utile. Per quanto riguarda, perché ci hanno chiesto, le convenzioni, guardando sul sito si possono trovare. Certamente. Perché esistono delle convenzioni, però guardate sul sito, fatevi aiutare a guardare sul sito, magari da un nipote, figlio o quant'altro, ci sono molte convenzioni interessanti che possono venire in aiuto. Per quanto riguarda, lo ribadiamo perché ci è stato chiesto, questione badanti, voi non avete un elenco di badanti da consigliare, questo diciamo è l'eterno problema. Il CAF della CGIL ha un servizio in quasi tutte le province del Veneto che per, diciamo, il trattamento economico delle badanti, la tenuta delle buste paga. Ma non elenco di badanti di fiducia, quindi questo non c'è, perché questo è un po' un problema per moltissime persone. Allora, torniamo un po' anche al tema di quest'oggi, che purtroppo periodicamente ritorna, ovvero la 14ª, vero? Sì. È una prestazione che ormai funziona da quasi 10 anni, no? Dal 2007, ed è una prestazione di importo netto che è corrisposta in un'unica soluzione, in aggiunta alla pensione di luglio, che però dipende da alcuni requisiti. Intanto si riceve a compimento del 64° anno di età. E quindi se uno per esempio a luglio non ha ancora compiuto i 64 anni ma li compirà nel secondo semestre, questa 14ª gli sarà erogata a dicembre. Perfetto. Però in linea
Questa è solo la prima volta, insomma, poi dopo se ne avrà diritto anche negli anni successivi, poi è a luglio, ma la prima volta è proprio al compimento, deve avergli compiuti i 64 anni. Dicevo, è una prestazione di natura previdenziale, infatti si applica soltanto alle pensioni di tipo previdenziale. Cosa significa? Le pensioni da lavoro. Ma non a tutte però? Sì, le pensioni di vecchiaia, le pensioni anticipate, le pensioni di anzianità, quelle che c'erano una volta, e le pensioni di inabilità da lavoro, invalidità da lavoro. Non si applicano invece alle pensioni di tipo assistenziale, significa all'assegno e pensione sociale, significa l'invalidità sociale. A queste la 14ª non viene erogata. E c'è anche un motivo per cui questa misura è previdenziale. Quando è stata pensata nel 2007, c'è stato un accordo importante tra le organizzazioni sindacali e il governo di allora, che era il governo Prodi, che era il protocollo sul welfare, in cui per quanto riguardava proprio la partita delle pensioni basse, ci si stava accorgendo che le pensioni basse da lavoro stavano diventando quasi uguali alle pensioni sociali, no? C'era pochissima differenza. E allora il rischio anche in prospettiva era quello di dire, beh, cosa serve che io versi i contributi se tanto dopo ho diritto a una pensione sociale. Allora bisogna che questo scarto ci sia, no? Questa evidenza, questa differenza sia sostanziale. Sì. E quindi la 14ª è servita proprio a questo. Inizialmente è stata data alle pensioni fino a circa 750 euro e dall'ultimo accordo, intesa, diciamo così, verbale di accordo che abbiamo fatto con il governo precedente, la 14ª è stata estesa fino a all'incirca 1.000 euro lordi, sempre lordi. Gli importi di cui noi parliamo sono sempre lordi. Ecco, quindi una persona che sa che rientra in questi ambiti, 64 anni e entro i 1.000 euro lordi, quindi controllate bene. E poi però bene. Ci sono anche dei limiti reddituali comunque, cioè con l'ISEE, oltre alla pensione ci sono dei limiti reddituali, perché uno potrebbe avere altri redditi e quindi sono esclusi. La 14ª comunque non è tassata, non viene assolutamente tassata e insomma pensiamo che sia un modo per venire incontro alle pensioni, quelle molto basse, insomma. Quelle più basse, insomma. Ecco. Si considerano tutti i redditi assoggettabili o esenti dall'IRPEF e però sono esclusi quelli da casa di abitazione, gli arretrati di qualsiasi genere, i trattamenti di fine rapporto, la pensione di guerra, i trattamenti di famiglia, l'indennità di accompagnamento e simili, insomma, ecco. Quindi non viene preso comunque in considerazione il reddito del coniuge, quindi anche questo, perché si fa presente il reddito individuale, sempre per quella natura previdenziale, no, che ha. E appunto non costituisce reddito, quindi dopo non risulta nelle dichiarazioni dei redditi. Leggiamo un altro messaggio che ne è arrivato anche prima uno: con i dati di crescita che avete detto potreste essere di esempio di crescita per le aziende, spiegateci la ricetta ma non per scherzo, grazie. E prima c'era un altro messaggio da Padova invece che appunto diceva l'efficienza del servizio, un po' la cartina stornasole del tipo di esito che si è avuto. Dopo Daniele Tronco spiega il segreto del successo, no? Prego. Allora possiamo anche leggere, cioè, ecco, quella degli importi, no? Per capire quanto verrà in tasca a questi pensionati. Allora, per gli ex lavoratori dipendenti, ci sono comunque per i lavoratori dipendenti e anche per i lavoratori autonomi e anche per i lavoratori pubblici, quindi tutti i lavoratori rientrano, no? Nella casistica 14ª.
ci sono fasce di contribuzione. L'importo è determinato da quanti anni uno ha lavorato. Quindi fino a 15 anni per i lavoratori dipendenti sia del pubblico che del privato o 18 anni per i lavoratori autonomi, per redditi inferiori a 9.849,69 euro lordi l'importo è di 437 euro, appunto in un'unica soluzione adesso a luglio. Da 15 anni a 25 anni di contributi per i lavoratori dipendenti e da 18 a 28 per i lavoratori autonomi invece l'importo è di 546, sempre per i redditi inferiori a 9.849. Oltre 25 anni di contributi e oltre 28 per i lavoratori autonomi di 655. Per i redditi invece, e quello è l'ultimo risultato che abbiamo portato a casa 2 anni fa, da 9.849,69 a 13.192,92 gli importi, sempre in base agli anni di contribuzione, sono 336 per la prima fascia, 420 per la seconda e 504 per la terza. Quindi insomma la cosa vi soddisfa? Sì, questo è stato davvero un risultato che ha pagato, insomma, no? In cui poi il pensionato se ne rende conto, no? Nel momento in cui la percepisce. Ecco, poi un'altra cosa da dire è che viene data automaticamente. Non bisogna fare richiesta, però sul fatto di non fare richiesta e che viene data automaticamente a volte ci sono anche qua dei problemi, e allora lo dico a chi ci sta ascoltando, no? Ai tanti pensionati che ci stanno ascoltando, che se pensate di rientrare in questa casistica, no? Controllate che ci sia questa 14ª, se avete dei dubbi venite da noi, perché a volte l'INPS sbaglia, commette degli errori e quindi noi, facendo una valutazione complessiva appunto di redditi, di contribuzioni, di anni di età e quant'altro, siamo in grado di dirvi se ne avete diritto oppure no, e quindi eventualmente inoltrare una richiesta, che poi è sempre una richiesta che si inoltra online, e anche qua c'è sempre il problema, no? Dei pensionati che devono essere aiutati, insomma hanno bisogno di un aiuto, e lo SPCGL in tutti i suoi sportelli nel territorio è a disposizione. È attrezzato, benissimo. Allora, detto questo, abbiamo finito il capitolo 14º? Sì. Questo capitolo è quindi consolidato. Poi io vi ricordo sempre che siccome noi andiamo anche, siamo sul web, su YouTube, se qualcosa non è chiaro ve lo riguardate sul web. Pubblicità, poi torniamo insieme.